Le rocce e i rovi sono ciò che rammento di più della stagione spensierata. Anche il freddo dell'inverno si addolcisce, mi ricordi. La pioggia e la neve diventano dettagli. Correvo per i campi, mi spucciavo le ginocchia, mi arrampicavo sugli alberi, tiravo sassi. Selvaggio come la natura che mi circondava. Una volta, seguendo un aquilotto, caddi in un crepaccio. La vita mi tese una mano che aveva la forma contorta di un ramo di ginepro cresciuto tra le rocce apposta per salvare me. E per cos'altro, se no? E lì, sospeso tra l'abisso e il cielo, fui colto da notte. Un buio terribile. Eppure pieno di rumori conosciuti. Perché la campagna mi era sorella. Ben presto la paura si trasformò in consapevolezza. La consapevolezza di essere parte integrante di quella natura che mi aveva inghiottito. Era come, forse, essere dentro il ventre materno prima di nascere. E poi una corda. E le voci dei pastori che avevano sentito i miei lamenti. E il brigadiere del paese che mi gridava di afferrarmi forte. Uscire da quella roccia, come essere partorito nuovamente. Rinascevo più forte. Quell'esperienza mi lasciò la sfrontatezza che appartiene solo a chi vince la morte. Quell'arroganza che ha solo chi ha capito che in fondo la morte non è peggio della fame o del freddo. Al mio paese, come in ogni paese, c'erano i ricchi e c'erano i poveri. C'era chi comandava e c'era chi serviva. E poi c'ero io, che mi facevo beffa di tutti. Portavo a spasso la cavalla del mio padrone. Lui era contento, perché gliela tenevo ben pasciuta. Diceva, Samuele è bravo. Samuele tiene lo sguardo basso e fa quello che gli si dice. Ma un giorno il padrone scoprì che la cavalla la portava a mangiare le foglie e i tuberi del suo campo di patate. Che risate fecero in paese. Ed io, nonostante fossi ancora un bambino, ero orgogliosissimo di quello scherzo, come un valente del proprio onore. Solo i vecchi scuotevano la testa e mi ripetevano che non sapevo stare al mio posto. Mi ricordavano continuamente che mio padre aveva più figli che pecore e che io ero nato per fare il servo. E che era da stupidi non accettare la propria parte in questo mondo. Il mondo è come uno se lo fa! Rispondevo io. Sì, io rispondevo ai vecchi. E questo a loro non piaceva. Dicevano che un giorno avrei trovato chi mi avrebbe accorciato la coda. Nel 1911 il ministro italiano Giolitti decise che la mia gioventù la dovevo donare alla sua patria. Quella patria era cosa da amare più della propria vita. Questo, diceva Giolitti, e che andare a combattere al di là del mare era la cosa giusta. E ogni ragazzo, in età da soldato, doveva partire. Questo era quello che voleva il re e anche il Signore Dio. Ma a me non importava nulla del re. E Dio, lo conoscevo poco. Io non l'avevo mai cercato e lui non aveva mai cercato me. Ma tirarsi indietro era da vigliacchi. Le donne dicevano, non sei un uomo se ti nascondi e stai a casa.
Poi, combattere al di qua o al di là del mare, ma che cambia? Non combatte sempre la povera gente. Almeno da soldato un pasto me lo davano. Al paese, invece, non ero nemmeno sicuro di mangiare ogni giorno. Ma in paese c'era Mariangela. La gente diceva che Mariangela era troppo bella perché uno come me potesse incrociarne lo sguardo. Ma si sbagliavano. Quando lei andava alla fonte a prendere l'acqua ed io portavo le pecore al pascolo, i nostri occhi si cercavano e si trovavano. Nei suoi occhi c'era la primavera e il suo sguardo era una promessa che non aveva bisogno di parole. La gente diceva che Mariangela non era fatta per un servo pastore e che ero matto solo a pensarci. Ma io non riuscivo a non pensarci. Me la immaginavo mentre mi passeggiava accanto, quando sorrideva, quando si scioglieva i capelli davanti allo specchio. Questo immaginavo, nient'altro, vi giuro. Perché io, Mariangela, l'ho sempre rispettata, anche col pensiero. Molti uomini l'avevano chiesta a suo padre, ma lei aveva sempre risposto di no. Anche a gente benestante, gente con terra e pecore. Le altre donne dicevano che era una sciocca e che doveva smetterla di fare la superba e che in fondo non era la Madonna scesa giù dal cielo. E invece a me sembrava proprio la Madonna, anzi, era più bella. Quando partii per la Libia, non avevo paura di morire o di perdere una gamba o un occhio. L'unica cosa che temevo davvero era di non poter più guardare la primavera nei suoi occhi. La gente diceva che avrei dovuto dimenticare Mariangela. Ma io non potevo più. Quando sei in terra straniera, quando spari ed uccidi e sai che ti possono sparare ed uccidere, quando anche la notte il sonno non ti dà più quiete, devi trovare qualcosa che ti faccia venire voglia di restare vivo. Devi aggrapparti ad un sogno. Mariangela era il mio sogno. Quando tornai in licenza, lei era ancora lì ad aspettarmi. Ma non ci fu nemmeno il tempo di un sorriso. La patria mi impose nuovamente di partire. Un'altra terra straniera, un'altra guerra, altri nemici. Mi ritrovai in una trincea piena di topi e merda con altri sardi come me a far da bestie da macello. C'era uno di Orune che non si capacitava di essere lì. Diceva: i miei nemici non sono qua. I miei nemici sono vicino a casa. Sono là quelli che mi hanno rubato il bestiame. Perché devo sparare agli austriaci? Che importa a me di questa gente che neanche conosco? E così un giorno decidemmo di andarcene. Mi sembrava l'unica cosa giusta da fare. Che ci importava a noi di quella loro guerra? Dietro le linee, nascosti in un casolare, aspettammo la notte, poi via, ognuno per la sua strada. Eravamo convinti che nessuno ci avrebbe cercato. Non sapevamo nemmeno cosa significasse quella parola diserzione. Presi un treno, poi un altro, poi una nave, poi un altro treno. Quel ritorno sembrava non finire mai. L'ultimo tratto lo feci a piedi attraverso la campagna, sotto una pioggia battente. Quando arrivai a casa, avevo le scarpe rotte e il petto scosso dalla tosse. Ma ero vivo. E se ero scampato alle pallottole austriache, sarei scampato anche alla febbre, di questo ne ero certo.
Ma non ci fu nemmeno il tempo di alzarsi dal letto, che il maresciallo e i 2 appuntati erano lì a cercarmi. Dissero che era un arresto, che ero scappato dal fronte, che ero un codardo. Ma di chi parlavano? Di me? Non di certo, io non avevo paura neanche del cinghiale quando è ferito. Dissero che se fossi morto sarei diventato l'orgoglio del paese. Ma dato che ero ancora vivo, ne ero diventato la vergogna. Io vi giuro non so di che paese parlassero. Ma la cosa più assurda fu che arrestarono mia madre e mia sorella per avermi curato. Ditemi voi se non vi sembra il mondo alla rovescia. Mi spedirono a Cagliari, in ospedale, e poi a Venezia, dove un tribunale d'ufficiali decretò che dovevo essere fucilato. Questo era quello che voleva la legge di quella patria di cui tanto parlavano, ma che io non conoscevo. Ma c'era una scappatoia, un'ultima possibilità per scampare al plotone d'esecuzione. Potevo tornare in trincea, in prima linea, a combattere tra gli arditi. Accettai. Non avevo paura di morire, tanto era come se fossi già morto. Decimo reggimento fanteria. Bevevamo filo ferro fino a quando la testa non ci girava e poi, come degli indemoniati, ci lanciavamo all'assalto con la baionetta, sotto il fuoco, di corsa, fino a quando non vedevamo il nemico austriaco in faccia, fino a quando non ci sporcavamo la divisa con il loro sangue. Eravamo più di 100 quando uscivamo dalla trincea, ma solo in 10 si andava bene quando tornavamo, impestati dalla puzza dei cadaveri e dalla polvere da sparo. Non più uomini, non più soldati, ma assassini disperati e folli, questo eravamo. E un giorno sul Piave decisi che non ne potevo più. Basta strisciare nel fango per evitare le pallottole, basta farsi scudo con i cadaveri dei compagni. Se la morte mi voleva, ero lì, non mi nascondevo. Minde fotta de sa vita! Gridavo mentre a testa alta raggiungevo la postazione nemica, affondando la baionetta nel ventre d'un mitragliere. I suoi compari mi guardavano con terrore. Dovevo sembrargli un diavolo uscito da quell'inferno di fiamme, perché avevo gli occhi rossi per il fumo e per l'alcol. Tremavano gli austriaci. Non erano nemmeno più in grado di sparare. Qualcuno scappava, piangendo come un bambino. Qualcun altro chiudeva gli occhi e si metteva a pregare, come se questo fosse bastato a salvarlo. Ed io mi sentivo invincibile. Mi sentivo immortale. Mi piaceva guardare la paura negli occhi dei nemici. Godevo nel sentire il loro sangue caldo schizzarmi sul viso. Posseduto dal male, ne avvertivo il piacere e la forza mi infondeva. Minde fotto de sa vita! Mi carigai in spalla la mitragliatrice. Strappai la bandiera austriaca issata nella loro postazione e feci ritorno verso la mia trincea, aspettando il proiettile che mi avrebbe trapassato la schiena. Ma quel proiettile non arrivò. E fu così che diventai un eroe. Dissero che meritavo una medaglia d'oro, ma non potevano darmela perché ero stato disertore. Me ne dettero una d'argento e una licenza premio che per me, vi giuro, aveva molto più valore. E così il male mi ripagò. Ad Arzana fui accolto come un re, con le strade imbandierate, le coperte più belle stese ai balconi delle case. Mi fecero salire su un palco come un poeta nel giorno della festa. E vennero il prefetto da Nuoro e altri signori a fare discorsi in italiano, discorsi che la gente non capiva, ma ne rimaneva incantata. Discorsi belli, pieni di parole come onore, Dio,
patria. Mi sembrava di sognare. Io, Samuele, figlio di Felice Stochino e di Antioca Leporeddu, vantato dalle autorità e applaudito dalla propria gente. Ma guardando in basso, dal palco, vidi lo sguardo dei miei compaesani. Quelli ricchi, quelli con terra e pecore. I loro occhi parlavano. I loro occhi dicevano: è inutile che ti faccia tanto bello, Samuele Stochino. Noi sappiamo chi sei. Ti abbiamo visto quando portavi a spasso le pecore di altri. E anche se oggi indossi una divisa e delle scarpe quasi nuove, noi ti ricordiamo con i pantaloni rattoppati e le scarpe tenute insieme con lo spago che tuo padre neanche soldi per il ciabattino aveva. Noi sappiamo chi sei, Samuele. E quando la festa sarà finita, tornerai ad essere il servo pastore che sei sempre stato. E dovrai pulire il culo a noi, che siamo i ricchi. Avevano ragione. Quando la guerra finì, medaglie e onori non servivano più a niente. Medaglie e onori non davano da mangiare. E in più la guerra mi aveva lasciato anche una malattia ai polmoni che ogni tanto mi costringeva a letto con la febbre. Quando mi ammalavo c'era Mariangela al mio fianco. La sua promessa non l'aveva mai rinnegata. A lei non importava che fossi povero. Hai voglia di lavorare? Questa è già una ricchezza, diceva. Ma io mi tormentavo, perché avrei voluto sposarla, darle una casa, dei figli. Non mi sembrava possibile. Poi guardavo la primavera nei suoi occhi e mi rasserenavo.